8 protagonisti, 8 puntate e le radici sono il ponte che uniscono questi due mondi. Perché l'America non ha cancellato la Sicilia, ma l'ha fatta brillare oltreoceano. Ambizione, successo e sacrifici. Da Misilmeri a Manhattan stiamo per andare a conoscere Giovanni Orlando Conti, che da Misilmeri adesso vive qui nella Grande Mela, e andiamo a scoprire il suo percorso di successo. Venite con me! Da Misilmeri a Manhattan, ecco questo salto di tantissimi chilometri, come è avvenuto? Beh, insomma, è stato un processo, nel senso che è iniziato tutto dalla prima volta che ho vissuto all'estero, a Dublino. Ai tempi feci 2 mesi lì per imparare l'inglese, dopo sono andato a Cracovia per 6 mesi, poi sono andato a New York per altri 6 mesi per preparare la tesi di laurea, poi sono andato a Alicante, in Spagna, e poi alla fine sono andato a finire a New York perché si ritorna sempre dove ci si trova bene. E a proposito di processo, diciamo, non potevi usare parola migliore, diciamo, Assolutamente. perché tu di cosa ti occupi? Io sono un avvocato, mi occupo di contenzioso di tipo commerciale, soprattutto nel mondo dell'intrattenimento. La tua famiglia, che ruolo ha avuto, ecco, nel tuo percorso, nel tuo processo? Un ruolo fondamentale. Diciamo che fondamentale è un eufemismo, nel senso che tuttora io parlo con mia mamma e mio papà 4-5 volte al giorno, che sia 1 minuto o 2 ore di chiamata, videochiamata rigorosamente. Videochiamata. Quindi supporto morale, supporto economico, soprattutto all'inizio di questa avventura. È chiaro che il supporto economico è una grandissima parte, però la verità è che il supporto morale è quello che non è scontato. Esatto. Più che altro il supporto, credo, anche del valore che hanno dato a te e di quanto hanno creduto in te. Assolutamente. Che spesso, ecco, magari la famiglia non crede spesso nei figli, è cosa sbagliatissima. È una cosa che ho notato in questo percorso, è che tutte le persone che riescono ad avere successo hanno come fattore che li uniscono, ecco, la famiglia, l'unione. Un'altra domanda che già hai anticipato: cosa diresti, ecco, al ragazzino che era a Misilmeri con la maturità che hai adesso? Credici? Non ti abbattere, magari anche se avrai dei momenti duri. Assolutamente, non ti abbattere, tutto passa, funzionerà tutto. Questa è una cosa che in realtà è facile da dire al Giovanni di Misilmeri, di certo, quando avevo 15 guarda dove anni. sei adesso, È difficile per esempio da dirlo a Giovanni di 30 anni, ho rivelato la mia età, ho 30 anni, è difficile da dirlo a Giovanni di 30 anni che tutto funzionerà e tutto andrà perfettamente, però sicuramente
serve anche fare quello che appunto Sì. tu mi stai chiedendo di fare, vedere quello che è successo nel passato e diciamo dove siamo arrivati. Però sì, direi sicuramente credici. È tutto bello, tutto oro, tutto scintillante, però cosa hai dovuto lasciare per essere l'uomo di successo che sei oggi? Tra virgolette lasciare, perché non la lasci, ma lasciare la famiglia è sicuramente la parte più dura. E quando parliamo della famiglia non parlo solo dei miei genitori, ma parlo anche dei miei cugini, che per me sono come dei fratelli, i miei zii, i nonni, che purtroppo adesso non ci sono più. Eh, Queste sono le, diciamo, ogni tanto magari qualche cugino mi manda un messaggio che mi fa scendere qualche lacrima, magari vedo le foto, i video dei compleanni, perché nella mia famiglia si festeggiano tutti i Tutti. compleanni. Siciliani doc, Ah, quindi. sì, assolutamente. E quindi un po' penso, beh, non sto vedendo questo 18esimo. E quindi queste sono cose che sicuramente Ti pesano, mancano. sì. Ti mancano. E tu mi hai raccontato un aneddoto, ecco, ma chi ci sta guardando non lo sa. Diciamo che lo studio in cui lavori è arrivato tramite un caso anche molto divertente, no? I tuoi genitori che vanno in macelleria a Bolognetta e così parlando si dice ma tuo figlio cosa fa? Ecco, e da lì nasce il contatto che ti danno. Ecco, ce lo vuoi raccontare in una piccola pillola? I miei genitori vanno in questa macelleria a Bolognetta. La domanda che noi siciliani sempre chiediamo, ma hai una moglie, un figlio, come va? Cioè, le prime domande che noi chiediamo è come sei messo, a chi appartieni? Queste sono le Esatto. domande che... E una delle domande è, hai un figlio? Sì, ho un figlio, però mio figlio non è qua, mio figlio è in America, a New York. Ah, il macellaio dice, ma io ho un Parente. amico, un Magari parente, lontano tipo di esatto, quinta che generazione, è però lo devi dire. un avvocato di successo a New York, perché non li facciamo conoscere? I miei genitori, sì, no, assolutamente, facciamoli conoscere. Questo avvocato è un avvocato abbastanza conosciuto nel mondo del diritto penale, soprattutto per la rappresentazione di certe celebrità. Io non mi sono mai voluto occupare del diritto penale. Tuttavia, dissi, beh, cosa può andare storto? Alla Esatto. fine lo conosco e basta. Quando ci siamo conosciuti, insomma, lui mi chiese cosa Posso fare per cosa te? posso fare per te, perché mi vuoi incontrare? Io ho detto, guarda, io non voglio né una internship, non voglio veramente disturbarti, semplicemente voglio avere accesso al tuo network, che Ok. comunque è una grande Esatto. richiesta in realtà. Lui mi disse ai tempi, guarda, la prossima settimana organizzo una festa, un cocktail party in un private club dove io sono presidente. Quindi tu accetti al Vieni? volo. Assolutamente. Eravamo io e il mio migliore amico, tra l'altro, Rosario. Che è il tuo coinquilino. Sì, sì. Mi ha detto, sì, certo, andiamo. È il party che ti ha cambiato la vita, possiamo Assolutamente sì, perché lui ai tempi disse, guarda, io ti posso dare accesso a questa festa, dove ci saranno tante persone che dovresti conoscere, però lì poi devi volare tu, nel senso, lì devi essere tu capace di farti conoscere e farti piacere alle persone. E quindi lì ai tempi conobbi il partner che si occupa di diritto commerciale, civile e diritto d'autore. E quindi insomma da lì è iniziata... Che è il CEO, diciamo, della tua... no, lui è il partner che si Ok. occupa del Ok. dipartimento di cui io faccio parte. Ok. E ai tempi abbiamo parlato di alcuni casi relativi al mondo della musica, al mondo dell'hip hop, e io feci capire comunque che il mio interesse per il diritto d'autore era abbastanza forte. E mi ricordo che disse, ma ragazzi, volete un internship con noi? Volete considerare l'idea? E noi ai tempi dissimo, guardi, in realtà abbiamo un'altra opportunità in questo momento, ma in futuro potremmo sentirci. Quindi Il avete futuro è fatto un arrivato. pochettino, diciamo... È arrivato il futuro dopo qualche mese. Telefono, pronto? Ti ricordi? Come si chiama il tuo studio? C'è lo studio dove lavori? Si chiama Aidala, Bertuna and Kamens.
chi devi, ecco, il tuo successo? A chi vuoi dire grazie? Vorrei dire grazie ai miei nonni, non posso perché Va bene. purtroppo sono venuti a mancare, ma oltre a loro lo direi assolutamente a mia mamma e mio papà. Però ti sei dimenticato qualcuno, secondo me. A te stesso. A me stesso. Senza mio papà e senza mia mamma non ci sarebbe Sì, il me esatto. stesso, quindi diciamo che devo più a loro che a me stesso. Dai, bello, complimenti. E quindi puoi dire di essere felice oggi? Domanda da $1 miliardo. 1 miliardo. Guarda, direi di sì, ovviamente nella vita si guarda sempre in avanti e si cerca sempre di ottenere qualcosa in più. Però alla fine poi quando ti fermi a pensare, pensi che tipo di vita sto vivendo, che tipo di persone ho attorno, quanto supporto ho, sono una persona felice. E la verità è che la felicità alla fine, per quanto mi riguarda, io penso che sia fatta di piccoli momenti Esattamente, di sì. felicità. E quindi Momenti effimeri. Esatto, quindi se hai quei piccoli momenti e riconosci che sono abbastanza ricorrenti, significa che sei una persona felice. E se potessi dare un consiglio, ecco, a chi vuole inseguire i propri sogni ma magari è frenato, non so, come li potresti incoraggiare? Ritorna il discorso che farei al Giovanni di Ok. Miss Mary, credici, la verità è che molte persone tendono a frenarti perché non credono in loro stesse. Esatto. E magari non vedono questa cosa progettarsi su di te. La verità è che se ci si crede e se ci si mette l'impegno e se sai, si dice in inglese you gotta know what it takes, nel senso che tu devi sapere quali sono i sacrifici che devi... Che sei disposto a fare Esatto, per arrivare esattamente. Quindi se ti all'obiettivo. sacrifichi e ci credi, puoi arrivarci. In questa splendida cornice siamo con Giovanni e dobbiamo dargli un piccolo regalo, perché in ogni progetto, per raggiungere ogni obiettivo, ci sono dei supporter e i nostri sponsor ci hanno permesso di essere qui, quindi grazie a uno dei nostri, che è Licata Gioielli, che ha voluto omaggiare un regalo al nostro protagonista. Grazie, grazie. Il contrario? Wow. E noi speriamo che questa penna ti porti tanta fortuna e che tu possa firmarci, ecco, i casi più importanti, ecco, di... Grazie Giovanni. Grazie veramente. Posso abbracciarti? Certo. Grazie mille, veramente bellissimo. Alla prossima. Da Manhattan a Misilmeri, la città d'origine di Giovanni, un ragazzo talentuoso che sta facendo una carriera veramente straordinaria nel mondo dell'avvocatura statunitense. Siamo qui a Misilmeri davanti il comune, andiamo a conoscere il sindaco e tutta l'amministrazione e andiamo anche alla scoperta dei prodotti tipici. Seguitemi. Misilmeri nasce nel 1534 tramite il barone Francesco Dal Bosco, ma c'è ancora un'origine ancora prima, diciamo è un'origine araba, che poi attraverso la famiglia dei Chiaramonti e la famiglia del barone Aiutami Cristo, diciamo, si è allargato questo insediamento urbano della città di Misilmeri. Ma diciamo, la vera data diciamo, di inizio del paese del centro urbano è il 1534 per mezzo del barone Francesco Dal Bosco. Infatti questo corso principale che va dalla piazza direzione Palermo, diciamo, è stato fatto dal barone Francesco Dal Bosco. Dal punto di vista, ecco, dell'economia, Misilmeri. Ma è un paese prettamente agricolo. Noi abbiamo dei prodotti fondamentali, diciamo, ottimali, che è il cosiddetto cachi, il cachi di Misilmeri, dove noi abbiamo stipulato una convenzione con l'Università di Palermo per valorizzare le qualità benefiche del cachi. Ma poi è anche un paese molto ricco, abbiamo la cosiddetta piana
di Risalaimi, dove è una pianura molto agrumicola, abbiamo dei mandarini di Risalaimi, nella contrada del Giudice, diciamo, dove c'è abbondanza di acqua, che sono ottimi prodotti agricoli. Dal punto di vista culturale e del turismo, siete riusciti ad organizzare degli eventi? Allora sì, da un punto di vista culturale io diciamo, ho ereditato anche negli anni passati e l'ho portato in questi 5 anni di legislatura avanti, che è il premio Rocco Chinnici. Rocco Chinnici è un nostro concittadino, giudice, istruttore, colui che appunto ha istituito il pool antimafia per combattere il fenomeno mafioso, dove all'interno del pool antimafia sono nati giudici come Falcone, Borsellino, Peppino Di Lello e così via dicendo, Ayala e così via dicendo. Quindi noi siamo orgogliosi di aver avuto come giudice istruttore il nostro concittadino Rocco Chinnici. Infatti ogni anno facciamo il premio Rocco Chinnici. Quest'anno è stato il centenario di Rocco Chinnici. Fra un paio di giorni, a sorpresa non ve lo dico, daremo un'onorificenza in merito a Rocco Chinnici con un personaggio importante. Dai, noi siamo qui perché abbiamo conosciuto un concittadino, Giovanni, che adesso vive a New York e che sta facendo una carriera veramente straordinaria, anche lui devo dire un orgoglio per voi. E come mantenete le connessioni con i ragazzi, ecco, che vanno a vivere lì, perché avete un sacco di ragazzi che sono andati lì? Allora, io in questi 5 anni ho incontrato diversi italo-americani, persone anziane, persone che veramente vogliono ritornare nella terra d'origine dei loro genitori, dei loro nonni, e parlo io della famiglia di Pisa, parlo della famiglia Traina, della famiglia Bonanno, della famiglia Garofalo. Sono tanti misilmeresi emigrati lì che ritornano perché alla fine le radici sono quelle che non si dimenticano mai. Il cuore batte dove uno è nato, è cresciuto. Esatto. Mentre per quanto riguarda i giovani, ci sono tanti giovani emigrati, abbiamo appunto parlato di Giovanni. L'avvocato Orlando Aloisio, diciamo che è un bravissimo professionista, un avvocato bravissimo. Io quello che mi auguro è che un giorno questi giovani possano ritornare e possono riaffermare i valori, diciamo, nella propria terra. E magari anche portare tutto quello che sono riusciti con le tecnologie avanzate di fuori a portarle qui nella propria terra e a dare valore. E a dare valore alla propria terra. E noi questo ce lo auguriamo. E infatti una domanda che volevo farle era: perché i giovani dovrebbero restare a Misilmeri? Io vedo la Lidl che è nata pochi giorni fa a Misilmeri. Davvero? Sì, c'è la Lidl. Stanno facendo, ci sono progetti dentro gli uffici come Eurospin, come Deco e così via dicendo, che stanno sviluppando le loro idee di affermare su questo territorio la loro impresa. E quindi per me questo è un vanto, anche un orgoglio. Quindi è stata una promessa che nella tua campagna alla fine è mantenuta. E quindi posso chiederti, ti candiderai ancora di nuovo alle prossime? Sì, mi stanno spingendo per riscendere nuovamente in campo perché io sono convinto, come tanti altri colleghi sindaci, che un percorso si conclude non in 5 anni ma in 10 anni. Io posso dire che quasi il 90% del mio programma elettorale l'ho portato a compimento. Come voi vedete, ora facendo un giro, c'è una rigenerazione urbana molto avanzata. Qua dietro il Palazzo Municipale che ci ospita, noi abbiamo recuperato tutta la zona di via Raffaello, una zona antichissima, storica, il cuore pulsante di Misilmeri dietro qua che, diciamo, ci porta verso i piedi del castello. Abbiamo un finanziamento del parco urbano del castello che lo stiamo portando avanti. Come vedete abbiamo un corso principale che abbiamo rivalutato e tante altre cose che stiamo portando a compimento. Quindi per concludere, come te le immagini Misilmeri tra 5 anni? Io Misilmeri tra 5 anni me la immagino con uno sviluppo più culturale, perché sotto l'aspetto delle opere pubbliche ho fatto tanto. Mi spiego meglio sotto l'aspetto culturale. Io vorrei realizzare un turismo religioso che abbraccerebbe il collegio qua delle Suore Domenicane, che lo vorremmo recuperare per creare un museo religioso. Ma una cosa bellissima che noi abbiamo anche è che il giardino che abbiamo alle spalle delle Suore è un vecchio residuo dell'Orto Botanico di Misilmeri. L'Orto Botanico di Palermo nasce a Misilmeri e nasce a Misilmeri con il nostro professore Cupani. Quindi abbiamo dei gemellaggi che abbiamo fatto in questi anni tra la città di Mirto, che è la città natale del professore Cupani, e Misilmeri. E un altro gemellaggio che vorrei fare
questo è un desiderio che voglio portare a compimento, è dove è nata Suor Madre Lalia, che è nata a Misilmeri, e dove invece ha sviluppato la sua, diciamo, missione religiosa, che è un paese delle Puglie, Ceglie. Quindi a breve organizzeremo questo gemellaggio pure. Allora posso dire che hai fatto tanto e hai ancora tanto da fare e noi te lo auguriamo, e adesso noi andiamo a scoprire Misilmeri. Ci troviamo qui dopo aver chiacchierato con il sindaco che ci ha fatto innamorare dei colori e dei sapori di Misilmeri, e adesso siamo qui in Contrada Feotto per conoscerli. Ecco perché chiamo il signor Pippo. Pippo, lui è un produttore di cachi, giusto? Sì, esatto, sì. Esatto. E vorrei che mi raccontassi questa cosa, perché proprio Misilmeri è il paese del cachi. Per me ci sono adesso, tramite una mia lavorazione, una mia sperimentazione, si presta a essere, siccome non è mangiabile duro, quindi per essere mangiabile deve maturare, io sono riuscito a farlo diventare edibile anche nella consistenza dura. E si può anche, diciamo, sono riuscito anche a impreziosirlo con i sapori, lui di suo dà un'infinità di sapori, un sapore particolare. Io sono riuscito ad arricchire il sapore che dà il farmacista onorario, il cachi misilmerese, con delle sostanze che a me piacciono naturalmente. Io lo arricchisco con vaniglia e anice stellato. Mamma mia! Che diventa un bignè. Il cachi si avvale anche del lavoro che fanno le api nell'impollinazione dei fiori quando sono a livello fioristico, diciamo fioritura, durante la fioritura. Mi dispiace non trovarlo oggi, ma perché non siamo nel periodo, ecco, di produzione, perché il periodo è fine settembre. Da fine settembre a metà novembre è il periodo ideale. Poi dopodiché comincia a cambiare sapore. Allora poi noi torneremo l'anno prossimo per naturalmente. Un'altra varietà, un'altra produzione che c'è è qualcosa di spettacolare. Il tardivo di Ciaculli, che viene commercializzato come tardivo di Ciaculli, che non è misilmerese come tardivo di Ciaculli, è tutto un altro pianeta, un altro sapore. Questo è dolcissimo, quindi con tutte le varie proprietà che troviamo negli agrumi. Il tutto questo grazie alle api. Alle api. Adesso ci arriveremo, io voglio concludere perché tu poco fa hai detto faccio questo perché è un dovere. In realtà non è un dovere, io penso anche attraverso le tue parole che sia veramente una grande passione. Noi facciamo tutto al naturale. Io mi aiuto con macerati di erbe, però tutto al naturale, lo devo mangiare io. Ma quante persone hai attorno a te che ti aiutano in questo progetto? Diciamo che me li faccio io, con me mi aiuto gente fidata. Sono davvero contenta di averti conosciuto Grazie e di a aver voi. conosciuto il tuo prodotto, il prodotto di Perrone, abbiamo detto. Perrone, sì, e giusto. speriamo di ritrovarci l'anno prossimo. Adesso arriva Rosalba di Api Correnti con il suo scettro, possiamo chiamarlo scettro? Oddio. Ecco, io partirei proprio da questo intanto. Vieni accanto a me, Sì. Rosalba. Allora. Oasi della biodiversità. Biodiversità. Avete aderito al progetto di rigenerazione Oasi della biodiversità promosso da 3B. L'obiettivo comune è monitorare e rigenerare terreni e creare aree verdi per un mondo con le api. Sì. Spiegami questa cosa perché è stupenda. Allora, ci vorrebbe tantissimo tempo. Lo so. Cercherò di essere molto sintetica nel raccontarvi questo progetto che vede il nostro figlio, perché l'azienda l'ha fortemente voluta 30 anni fa, mio marito, e adesso siamo al cambio generazionale con Antonio come capo azienda. Lui ha avuto questa bellissima intuizione tramite 3B, quella di piantumare alberi nettiferi. Noi purtroppo siamo stati colpiti da 2 importanti incendi che hanno devastato il nostro parco apiario, ma
le api nell'ecosistema e soprattutto per l'essere umano sono fondamentali. Noi comunemente conosciamo le api per la produzione del miele, ma di fatto non ci consentono solo la raccolta del miele. Sono alle basi del nostro ciclo di vita. Esatto, esatto. Però se mi consenti un attimo, io ti vorrei presentare le protagoniste di questa nostra giornata insieme qui, perché sono grazie a loro che noi possiamo ottenere il miele, la pappa reale, il polline, la propoli, ma soprattutto ci consentono la produzione degli alimenti. Ecco qui, queste sono le nostre apine di cui ci prendiamo cura. Questo in basso è un telaino da nido, cioè dove la perregina va a depositare le uova da dove nasceranno le api, mentre questo superiore è un telaino da melario dove loro vanno a deporre il miele che hanno raccolto, hanno bottinato, lo hanno trasformato, è diventato il nettare, è diventato miele e lo hanno immagazzinato. Hanno un sistema organizzativo davvero intelligente che quasi dovremmo trasportare al nostro modo di vivere, anche amministrativo e di tanto altro. Diciamo che dalla Società delle Api, per il loro spirito di solidarietà, dovremmo apprendere tantissimo. Poi noi proprio come genere umano, qui su questo tavolo appunto possiamo ammirare quello che è la produzione di questo, è l'espressione del nostro territorio, cioè l'olio d'oliva prodotto da molte aziende qui di Misilmeri, ma anche noi produciamo l'olio, i bellissimi mandarini che ovviamente l'odore non arriva, ma anch'essi sono espressione di questi giardini arabi, perché noi abbiamo questa dominazione che nasce proprio il comune di Misilmeri, penso che il nostro sindaco già vi ha raccontato. Questi sono dei frutti, le carrubbe, che ormai quasi non sono più in produzione, ma prima c'era un'ampissima produzione, che diventano cibo per gli animali, ma per chi ha i capelli molto più bianchi dei miei era la cioccolata che prima che arrivassero gli americani i nostri ragazzini mangiavano, quindi era la nostra merenda. Anche io dico ai ragazzi che vengono in azienda da noi, perché siete un'azienda didattica, diciamo. Allora, infatti questo, i nostri ragazzi, i nostri bambini che vengono a visitare la nostra azienda hanno l'opportunità di mangiare il miele direttamente dal favo, e questa sensazione di masticare il miele nel favo ricorda molto la chewing gum. Quindi ancora prima che noi avessimo la chewing gum dagli americani, noi avevamo già la chewing gum. Vedi le api come sono stati sempre. Un altro prodotto bellissimo è il polline, che loro in questo periodo di primavera raccolgono, ed è un alimento a tutti gli effetti. Poi c'è anche la propoli, che è una resina che è ottenuta sempre dalle api e serve a difendere la famiglia delle api. La famiglia delle api, che è questa qui che troviamo nell'Arnia, dove all'interno ci abitano e ci vivono le api. Ma un mondo senza api, che mondo sarebbe? Io credo che non ci sarebbe mondo, non lo dico io, ma lo dice la scienza, perché le api sono le sentinelle della biodiversità. Loro ci dicono se il clima è un clima sano, sono proprio custodi del nostro creato. Uno scienziato molto importante ha detto che se nel mondo scompaiono le api, l'essere umano durerà veramente poco. Quindi se vogliamo tutelare sia le api ma anche noi stessi, bisogna aderire a quei modelli di socialità, anche di consumo critico, di quello che noi acquistiamo, come lo acquistiamo, dove lo acquistiamo, come viene prodotto, favorire il prodotto a chilometro zero, conoscere noi contadini, noi produttori, e quindi anche intessere quelle relazioni che ci permettono anche di trovare incoraggiamento, questo, nonostante le criticità.